Lei, maestro, ha detto che noi italiani abbiamo dimenticato che la musica non è solo intrattenimento, ma che è una necessità dello spirito, ed ha aggiunto che questo è grave, perché significa spezzare delle radici importanti nella nostra storia. E io penso che questo le venga come un grido del cuore di un italiano appassionato al suo paese, lo so. Qui, credo, c'è tutta la nostra responsabilità, non solo nel preservare la cultura, ma per ergerla in alto. Direi una sola frase: l'unità di un uomo. Sì, un uomo che in sé ha unito lo spirito perenne della musica e della cultura perché il mondo viva. E quindi non posso che concludere con un augurio a lei, ma anche a tutti noi. Premio Medaglia d'Oro alla cultura italiana in Argentina al maestro Riccardo Nuti per aver diffuso in Argentina, personalmente e con l'opera sua tutta, l'eccellenza culturale italiana, contribuendo al miglioramento delle relazioni tra i due popoli e nazioni. Io amo molto l'America Latina, anche perché la presenza della lingua spagnola e della lingua portoghese, che sono così fortemente vicine alla nostra lingua, danno la possibilità, andando in quei paesi, di sentirsi a casa proprio attraverso la lingua e anche attraverso un temperamento che è molto vicino al temperamento latino e quindi anche il temperamento italiano. Io ho visitato l'Argentina più volte, in molte occasioni. La prima volta con l'Orchestra di Filadelfia, quando ero direttore dell'Orchestra di Filadelfia, sono stato al Colón per alcuni concerti, e ho visitato anche altre nazioni, ma con Buenos Aires e con l'Argentina ho avuto una frequenza maggiore. Sono tornato poi con l'Orchestra alla Scala più volte e, come si ricordava poco tempo fa, nell'agosto dell'anno scorso con i Due Figari di Mercadante, un'opera sconosciuta che è stata poi portata al Festival di Salisburgo e poi portata in giro e ha avuto un grandissimo successo al Colón de Buenos Aires, tant'è vero che la critica argentina, la società dei critici argentini, ha dato il premio a questa produzione come miglior spettacolo e migliore proposta culturale dell'anno. Quindi il fatto che sia stata data non a un'opera di repertorio fatta bene o meno bene, ma sia stata data a un autore come Mercadante, che è un autore assolutamente importantissimo nella storia della musica, perché senza Mercadante molte cose che sono avvenute dopo non si sarebbero verificate. Lo stesso Verdi sarebbe diverso, no? Anzi, Mercadante era di Altamura e il primo maestro di Verdi era un certo Lavigna, che Verdi ha molto stimato per tutta la vita, che era di Altamura. Quindi io sto nominando paesi, luoghi, autori che sono stati fondamentali nella storia della musica nel mondo e che da noi sono completamente scomparsi. E vi riallaccio al dottor segretario della situazione culturale. La cultura, noi abbiamo detto tante volte, abbiamo abusato di questa parola, la cultura, fino al punto che oggi tutti parlano di cultura, tutti se ne fregano della cultura, scusate la volgarità del termine, e la cultura si è svuotata del suo significato. No? Che cos'è la cultura? Io non lo so più che cos'è, è tutta la vita che cerco di... So solamente che l'Italia è un paese basato sulla cultura. Più del 60% dei beni culturali del mondo sono dell'Italia. E questo è stato il motivo per cui io ho sempre avuto un orgoglio tenace e forte di essere italiano. Tant'è vero che lo dico da tutte le parti. E io sono figlio della scuola italiana. Non sono lo studente
Royal Academy of London o della Hochschule di Vienna o di Berlino, eccetera, eccetera. Di alcune di queste grandi accademie io sono diventato poi dopo membro onorario, ma io sono figlio della scuola italiana di Napoli e di Milano, e anzi poi negli studi letterari il liceo classico l'ho cominciato a Molfetta, dove, perché io sono per metà pugliese, nel famoso liceo dove fu allievo Gaetano Salvemini. Quindi vengo da una scuola molto dura, e io in giro nel mondo sottolineo sempre che l'Italia non è fatta di quegli stereotipi del folklore, no, l'italiano che poi si riflette anche nell'ascolto della musica, che è molto spesso sbagliato, perché quando si ascolta Wagner, Mozart o Strauss si ha un atteggiamento di grande riverenza e di rispetto. Quando si ascolta Verdi, Bellini, Puccini, eccetera, eccetera, c'è sempre quell'atmosfera un po' così vaga, non che sia superficiale, ma del intrattenimento, no? È divertente. Quando si sente Wagner bisogna stare assolutamente presi e condotti in questo cammino mistico. Allora queste cose, con tutto il rispetto ovviamente e l'ammirazione per un grandissimo musicista come Wagner, quando si tocca il repertorio italiano e lo si liquida un po' in maniera superficiale, io che vengo dal sud dell'Italia sento la colonna del sangue che sale improvvisamente e pericolosamente verso la testa, perché noi dobbiamo metterci in testa che è vero, noi siamo i fustigatori di noi stessi, no? Perché per esempio molto spesso leggo sui giornali, quando si cita un giornale straniero c'è una maniera nostra di dire l'autorevole giornale dall'altra parte, l'autorevole. Io quando girando il mondo non ho mai visto che si dica l'autorevole giornale italiano, mai, il giornale italiano, punto. Noi invece abbiamo questo fatto dell'inginocchiare, come diceva Parini, non me lo ricordo più, sì, diceva due cose: uno, pesca insidioso nel turbato stagno, che fa parte del nostro mondo politico, no? Noi siamo l'Italia. Il Teatro Colón di Buenos Aires, che è uno dei teatri più grandi del mondo, è fiero della sua italianità, non solo nella costruzione del teatro stesso, ma del fatto che c'è una storia che è stata portata dai artisti italiani, tant'è vero che la prima volta che io sono stato lì, vedendo sui muri direttori d'orchestra e cantanti italiani, io improvvisamente ho sentito forte la presenza del mio paese e mi ha reso orgoglioso per questo. Noi dobbiamo fare molto, perché noi diciamo sempre che la cultura unisce i popoli, la cultura eccetera eccetera, il che è vero. Io nei viaggi di amicizia che faccio ormai da tanti anni, quando porto l'orchestra e il coro italiani in un altro paese e invito i musicisti dell'altro paese a unirsi a noi, musicisti che parlano molto spesso lingue diverse, appartengono a religioni diverse, hanno colore della pelle diverse, si siedono vicino ai nostri musicisti e respirano improvvisamente lo stesso sentimento, la stessa passione, lo stesso modo di esprimere. Cioè ciò che la parola non può fare, la musica crea. Noi non conosciamo niente di noi stessi, non sappiamo assolutamente nulla, siamo diventati molto spesso dei tronfi signori così sbandati. Tronfi perché tutto sommato il fatto di essere italiano ci dice da qualche parte che comunque siamo speciali, è vero? E quindi tronfi di questo, però in fondo ci abbandoniamo poi alla soddisfazione che questa situazione ci crea e non facciamo niente. Una volta a San Carlo, parlando al pubblico, mi riferii alla biblioteca dei Girolamini, dove io ho attinto alcune partiture importanti che poi abbiamo eseguito a Salisburgo. Proprio a San Carlo dissi al pubblico: chi di voi dopo il concerto conosce la biblioteca dei Girolamini? Non ricordo, 1 o 2 persone che alzarono la mano. Allora il fatto, la colpa di questa ignoranza non è del popolo, è di chi ci governa. Di chi ci governa. Ho detto, non questi di oggi. È tutto un cammino dove noi abbiamo abbandonato
questo fatto della cultura, perché noi siamo, punto. No, noi siamo non cullandoci su quello che è un passato, come la storia della musica. La storia della musica italiana non è solamente Verdi e Puccini e Mascagni, ma è di un paese che ha creato il teatro dell'opera, l'opera, la Camerata dei Bari, ha inventato un sacco di forme musicali, vedi il concerto grosso di Arcangelo Corelli, poi Palestrina, Monteverdi, no, perché non è solamente Puccini. Noi abbiamo una storia dove giganti come Palestrina e Monteverdi, senza dirlo, Alessandro Scarlatti, che crea tutto il mondo bacchiano che verrà dopo. Alessandro Scarlatti è 25 anni prima. Leonardo Leo a Napoli, quando Wagner va e sente il Miserere di Leo e rimane stupefatto di fronte a questa grandezza. Noi che cosa stiamo facendo per tutto questo mondo che noi possediamo? Assolutamente nulla. L'Italia ha fatto gli strumenti, oltre a tutto questo. Guido d'Arezzo ha dato il nome alle note e gli strumenti di Stradivari, Amati, Guarnieri, Guadagnini, che tutto il mondo ci invidia e paga milioni e milioni di euro per averne uno. Abbiamo fatto tutto questo e ci siamo scordati di tutto questo. E tante volte io vedo in televisione, con tutto il rispetto per le altre forme musicali, ma non si può dire questi sono i personaggi che rappresentano nel mondo la musica italiana. Sorvoliamo per me e per altro, no? Quindi allora vogliamo recuperare tutto questo, ma noi abbiamo bisogno per questo di una guida importante che venga da chi ci guida. I rapporti culturali sono fondamentali, fondamentali. Ciò che le parole non possono dire o inguaiano e fanno confusioni, la musica, l'arte non ha questi problemi, allaccia subito perché va direttamente al cuore. Come diceva Pascal, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non può comprendere. Quindi ben venga questo riconoscimento che per me ha un significato molto importante. Io amo tutta l'America Latina perché, come ho detto prima, la sento molto vicina alle nostre origini. Amo l'Argentina in particolar modo perché anche il Teatro Colón è un ponte verso di noi, e io spero che il vostro lavoro in questa sede e da questa sede possa continuare a far progredire questi rapporti nell'interesse del mondo intero.